Il negozio chiuso, le lacrime di un paese di fronte alla scomparsa improvvisa di Alberto Ezechia, 54 anni, titolare dell'orificeria nel cuore di Spresiano, in piazza Rigo. Professionista conosciuto, amante del rock con la passione per la moto. Un malore improvviso lo ha stroncato mentre si trovava al lavoro. Ad accorgersi della tragedia un passante che ha visto l'uomo a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta ed i sanitari del 118 che hanno provato a lungo a rianimare il 54enne. Una notizia che ha travolto il paese. Fra i primi ad accorrere il sindaco Marco Della Pietra che si stava recando alla presentazione del progetto di Villassini quando è stato avvertito. Amico di una vita, le parole colme di commozione del primo cittadino. Sì, Alberto era conosciuto in tutto il comune, ma anche fuori dal nostro territorio, perché è una persona meravigliosa, un bravissimo ragazzo e tra l'altro anche nel suo lavoro era apprezzato e stimato e la sua morte ha lasciato davvero un vuoto in tutta la comunità. Da qualche anno aveva aperto la sua attività a Spresiano, prima aveva il negozio a Visnadello, conosciuto e stimato nel territorio. Ieri sera, appena si è diffusa la notizia, diversi residenti si sono fermati davanti alla gioielleria, increduli per una scomparsa così improvvisa. Difficile parlare in questo momento, ci spiega il sindaco. Con Alberto abbiamo condiviso dei momenti sicuramente della nostra vita e alla sua famiglia vanno sicuramente le mie condoglianze e quelle di tutta la comunità spresianese.